Vi ringrazio per la vostra presenza e siamo qui per la presentazione della nostra lista. Adesso do la parola al candidato sindaco in cui inizierà con ogni candidato a sua volta che esprimerà le sue idee e iniziative. Prego. Buonasera e benvenuti alla presentazione della nostra lista che ha come nome Continuità nel cambiamento. Mi presento per i pochi o i tanti che non mi conoscono, sono Tiziano Zago, sono sposato con Martina da qualche annetto, diciamo, e ho due figlie grandi. Probabilmente mia moglie è più conosciuta di me, avendo un'attività qua in paese da più di 30 anni. Io ho lavorato per 40 anni all'Enel, ricoprendo incarichi di amministrazione e gestione di alcune società del gruppo. Ritengo di aver maturato anche un'ottima esperienza dando una mano appunto alla moglie sul suo negozio per quanto concerne il tessuto economico del paese. Penso di conoscere bene le difficoltà e l'economia del nostro paese. Dicevo che ho lavorato 40 anni all'Enel, ho lavorato in quanto da qualche mese sono in pensione. Essendo in pensione ho più tempo disponibile e pensavo di dare una mano, anzi per verità avevo già dato adesione a un'associazione di volontariato in paese, perché ritengo giusto ridare quello che ho ricevuto, dare quello che in tanti anni ho ricevuto dal paese. Inaspettata è arrivata la chiamata dal gruppo di amici se ero disponibile a fare il candidato sindaco. Chiaramente non vi nascondo la perplessità e le notti insonne che ho fatto. Voi mi vedete qui, quindi capite che ho accettato, ma ho accettato principalmente per due motivi. Uno, perché le sfide mi piacciono, le cose complicate mi piacciono. E il secondo motivo è che le persone che mi hanno chiesto questo sono persone che io nutro la massima stima in loro. Quindi dicevo, ho accettato candidarmi per questa lista. La lista è Continuità nel cambiamento, che basta il nome secondo me per capire già quello che andremo a fare. Continuità nel cambiamento. Continuità perché all'interno della lista abbiamo non solo il sindaco Franco Vitale, il consigliere Vallesi Daniele, il presidente del Consiglio Crivellari Giovanni, ma abbiamo anche una serie di ex amministratori che con la loro esperienza sicuramente ci guideranno e ci daranno una mano. Rinnovamento in quanto 9 dodicesimi della lista sono persone nuove, persone con energia e con freschezza e con molte idee da mettere in campo. Quindi questo è diciamo, in sintesi quello che ci proponiamo. Cosa mi ha colpito? Cosa intendo proporre in continuità? A me ha colpito dell'amministrazione Vitale la partecipazione, come ha gestito il Comune. In che senso? L'apertura che lui ha dato l'apertura e la disponibilità a tutti. Dagli ultimi ai primi penso hanno ottenuto accoglienza, hanno ottenuto risposte ai loro quesiti. A volte mi viene spesso in mente quello che diceva Beppe Grillo all'inizio, no? Aprirò il Parlamento come una scatola di tonno. Io ho visto fare questo a Rosolina, proprio da Franco Vitale. Lui penso che non solo i suoi elettori, ma anche quelli che non hanno votato e non voteranno per noi, debbano ammetterlo che la disponibilità e la mancanza assoluta di clientelismo c'è stata e in questi 10 anni c'è stata. E non è una cosa scontata, perché io ricordo come era gestito il Comune anni prima. Questo dicevo per quanto riguarda la disponibilità e l'atteggiamento dagli ultimi ai primi che si è dato. Ma non solo questo, il Comune di Rosolina è cresciuto perché partecipa a quello che normalmente si chiamano enti di secondo grado, intendo l'USL. Abbiamo qua vicino il centro analisi, abbiamo il centro vaccinale, è stata ultimata la casa di riposo. Queste cose qua non sono cose ottenute così
perché qualcuno ci ha voluto bene, sono frutto di impegno e di persone che si sono spese, hanno speso ore e ore del loro tempo per partecipare a quelle che erano le assemblee dell'USL. In passato Rosolina non era nemmeno conosciuta, era invitata ma non si presentava nessuno, perché a volte quando uno è assessore o è sindaco, a volte ha i suoi impegni giustamente e quindi preferisce stare con i propri familiari rispetto a partecipare a queste cose che sono importantissime per ottenere dei risultati. Ecco, questo c'è stato. Non solo, Rosolina è presente con un vigore diverso nel parco, è presente nelle aree interne di quella associazione di comuni che praticamente lo Stato ha stabilito. In quelle zone dove c'è uno spopolamento in atto sono previste delle associazioni di comuni che praticamente danno dei finanziamenti per evitare lo spopolamento, finanziamenti che andranno sia per quanto riguarda le vie di comunicazione, sia quando vanno per l'istruzione, per la sanità e soprattutto per l'economia.